Ciao a tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi vi racconto la storia del Brescia 94-95, che è, numeri alla mano, la peggior squadra di sempre nella storia della Serie A. Mi perdoneranno i tifosi del Brescia, ma tanto lo sanno anche loro. Tra l'altro è una storia che parzialmente avevo sfiorato quando vi ho raccontato la carriera e l'esperienza bresciana italiana di Lupu, questo centrocampista rumeno che fece parte di quello che veniva considerato il Brescia dei rumeni, allenato da Lucescu e con tanti giocatori della Romania in campo, che fu una sorta di disastro, ma che contribuì al primo successo del Brescia in quel disastroso campionato. Andatevi a recuperare quel video, così guardate questo, guardate quello, li unite e avrete una vicenda più o meno completa. Dunque, nell'estate del 1994 il Brescia è neopromosso in Serie A, un Brescia che era retrocesso nel 1993 dopo lo spareggio con l'Udinese e che torna immediatamente in Serie A. L'allenatore è Mircea Lucescu, è una squadra che ha diversi giocatori di grande esperienza che purtroppo però si riveleranno forse troppo anziani, forse un po' demotivati, non riusciranno a dare quell'esperienza che sarebbe invece servita per raggiungere la salvezza. C'è Sergio Battistini, ex dell'Inter, anche della Fiorentina e del Milan, c'è Marco Nappi che pure successivamente farà ancora diversi gol nel Genoa, nell'Atalanta. C'è Francini, storico terzino sinistro del Napoli, c'è Marco Ballotta che è sempre sembrava anziano anche a 20 anni ed è uguale adesso più o meno a 60. Ecco qui il Brescia. C'è anche un giovane Daniele Adani, perché ci sono anche dei giovani molto interessanti. C'è Andrea Pirlo che esordirà proprio con il Brescia, giovanissimo, e mi ricordo anche Ratti, che era questo, credo che fosse un attaccante che era considerato veramente un predestinato e che poi non ha avuto la carriera che si pensava potesse avere. Tra l'altro il campionato del Brescia non comincia neanche male, perché alla prima giornata i lombardi fermano in casa la Juventus, finisce 1-1, Juventus che vincerà lo scudetto alla fine del campionato. Segna Antonio Conte al 54esimo, pareggia Schenardi all'80esimo. Adesso vi racconto anche una cosa molto particolare riguardo a questo Brescia Juventus, se riesco a non far cadere tutto. Eccolo qua, Brescia Juventus 1-1, prima giornata, il 4 settembre del 1994. Guardate qui l'esultanza anche di Antonio Conte, dovrebbe esserci da qualche parte, eccola qua. E in alto ci sono i due allenatori, Lucescu e Lippi. Qual è la particolarità di questa partita? Tanto ovviamente che la Juventus, futura campione d'Italia, si fa fermare da quella che sarà poi l'ultima classificata, ma la stessa identica cosa accadrà qualche anno dopo, nella stagione 96-97, quando la Juve, sempre di Lippi e sempre Juve campione d'Italia a fine anno, si farà fermare alla prima giornata sull'1-1 in trasferta dalla Reggiana, anch'essa allenata da Lucescu e anch'essa ultima alla fine del campionato. Queste sono delle situazioni un po' particolari che il calcio ogni tanto regala, delle coincidenze incredibili che il calcio ogni tanto regala. Non è male l'inizio di stagione del Brescia, che alla terza giornata pareggia in casa anche contro l'Inter, finisce 0-0, sembra insomma una squadra in grado di potersi giocare la salvezza quantomeno alla pari delle altre. Ma che succede? Succede che il Brescia, al di là di qualche pareggio, non vince mai, e questo negli anni precedenti sarebbe potuto anche bastare per mettersi alla pari con le rivali nella lotta per non retrocedere. Da quel campionato lì in particolare non basta, perché è il primo campionato che regala 3 punti a vittoria anziché 2, e ovviamente un punto per il pareggio. Quindi che cosa vuol dire? Che pareggiare non è così diverso da perdere, è molto diverso invece vincere, perché 3 punti anziché 1 c'è grande differenza, anziché come era prima che tra 2 e 1 punto c'era poca differenza. E questo
per me che critico tanto il calcio moderno, io critico quando penso che ci sia da criticare, questa a mio avviso è stata una svolta epocale e io non tornerei mai, ad esempio, alla vittoria che regalava 2 punti, così come non tornerei mai per esempio al campionato a 16 squadre che finiva dopo pochissimo, perché questa rivoluzione ha portato molte squadre medio-piccole a cercare di vincere anche contro squadre più forti, perché tra prendere 3 punti e prenderne 1 c'era differenza, tra prenderne 1 e non prenderne nessuno c'era una differenza minima, e forse non è un caso che quell'anno si siano verificati anche dei risultati abbastanza bizzarri, come ad esempio il Padova che vinse sia in casa della Juventus che contro l'Inter e che addirittura contro il Milan per 2-0. Il Brescia invece non vince mai, tant'è che la prima vittoria arriva l'8 gennaio contro la Reggiana 1-0, gol di Lupu, e vi ho detto andatevi a rivedere il video dove vi ho mostrato anche il gol del rumeno. La seconda vittoria arriva contro il Foggia e vi ho portato pure questa, se la trovo, eccola qua, Brescia-Foggia 1-0, gol di Sergio Battistini al 90°, un gol di testa, anche abbastanza, un'azione anche abbastanza confusa, che porta comunque gli azzurri a vincere la loro seconda partita in campionato. Nessuno sa ancora che quella sarà l'ultima, anche l'ultima vittoria del Brescia in quella dannata stagione 94-95. 12 febbraio 1995, 19ª giornata, seconda giornata del girone di ritorno. Il Brescia tra l'altro aveva perso anche una partita la settimana prima a Torino contro la Juventus, un po' rocambolesca, aveva segnato per prima con Corini su calcio di rigore, aveva poi perso per 2-1 al 90°. Va via Lucescu, arriva Maifredi che si deve riprendere dopo qualche stagione negativa, dopo l'exploit con il Bologna, stagione negativa con la Juventus, ritorno a Bologna molto negativo. Maifredi, tra l'altro bresciano doc, è convinto che il Brescia possa comunque ancora salvarsi. Non sarà così, perché l'esordio forse la dice lunga sull'esperienza di Maifredi a Brescia. Brescia perde 3-2 contro il Cagliari, eccolo qui, tra l'altro un campo, un pantano praticamente pieno di pioggia, di fango. Il Brescia va in vantaggio 2 volte, tra l'altro segna il portoghese Cadete, che era un attaccante, non so se c'è il gol di Cadete, eccolo qua, figura numero 4, eccolo qua, gol di testa molto bello, adesso ve lo faccio vedere, eccolo, che è un giocatore che a Brescia non ha fatto nulla a parte questo gol, ma che si è poi riciclato all'estero, in particolar modo in Scozia, al Celtic, dove addirittura è stato capocannoniere del campionato. A volte ci sono delle meteore in generale, altre volte ci sono delle meteore solo in determinati campionati, in determinati contesti, poi invece altrove riescono a esprimersi alla grande. Il Brescia va 2 volte in vantaggio, viene ripreso altrettante volte e perde alla fine 3-2, gol dell'uruguaiano Herrera, simbolo del Cagliari di quegli anni. Tra l'altro c'è questo striscione della curva del Brescia: avete deriso la nostra fede, cambiate aria. Diciamo non molto contenti i tifosi del Brescia. Il Brescia è ultimo con 12 punti, gli stessi della Reggiana. Pensate che la Cremonese è terzultima, ne ha 19 già alla 21ª giornata, e pensate che il Padova, quintultimo, che quindi sarebbe stata in quel momento la prima squadra salva, ha 23 punti, quindi ben 11 in più del Brescia, che pare veramente non avere speranze di salvezza. L'esperienza di Maifredi dura 6 partite che coincidono con altrettante sconfitte. 6 partite, 6 sconfitte per Maifredi, che viene cacciato da Corioni. Il presidente Corioni non sa più dove mettere le mani, non sa più come aggiustare una stagione orribile. A quel punto capisce che la salvezza è irraggiungibile. Vi faccio vedere anche la partita successiva,
Brescia-Cagliari, la 22esima giornata del 5 marzo, c'è una sconfitta epocale 5-0 contro il Milan. Tra l'altro quel Milan lì 94-95 era un Milan molto sterile in attacco, segnava soltanto Marco Simone che fece 17 gol quell'anno. Adesso vi faccio vedere, guardate in fondo qui dove ho il dito che si muove, in fondo alla pagina, l'espressione di Maifredi, più che corrucciata, direi praticamente affranta. Finisce 5-0 e Maifredi alla fine di quella partita disse: chiediamo scusa, probabilmente chiese scusa un po' per tutta la stagione, non solo per quella partita che fu comunque tremenda. Maifredi viene esonerato, Corioni capisce che non si può più salvare nulla di quella stagione se non un briciolo di dignità, quindi cercare di fare qualche punto, cercare di chiudere la stagione in maniera decente. Arriva Adelio Moro, che era un allenatore del settore giovanile del Brescia, comunque del interno, non viene preso un altro allenatore. Arrivano altre sconfitte, arriva la retrocessione ormai aritmetica, ormai non c'è più nulla da salvare per il Brescia, vengono fatti esordire tanti giovani, si capisce che il problema è stato anche proprio questa amalgama che non si è mai creato fra giovani talenti e giocatori più esperti, anzi i giocatori più esperti sono quelli che hanno dato meno, come Battistini, come Francini, come lo stesso Nappi, che vengono ricordati ancora oggi come delle grandi delusioni in quella stagione. Stranieri assolutamente inadeguati, abbiamo citato Lupo, abbiamo citato Cadete, ma giocarono male anche dei giocatori che erano in realtà dei buoni giocatori come Gallo, come Ivano Bonetti, che era un altro grande di grande esperienza, campione d'Italia con la Sampdoria nel 91, anche Sabau, che era un altro rumeno, non giocò benissimo. Tra l'altro Sabau mi ricordo che veniva pronunciato alla francese Sabot senza alcun motivo, visto che era rumeno. Ebbene, il Brescia chiude con 15 sconfitte consecutive il campionato, praticamente tutto il girone di ritorno o quasi perse la squadra azzurra. Io vi leggo le statistiche: appena 17 gol fatti, 65 gol subiti, 12 punti. Il miglior marcatore della stagione è Maurizio Neri con 4 reti, pensate, il capocannoniere della squadra con 4 reti. Il Brescia con 12 punti riesce a far peggio del Lecce dell'anno prima, 93-94, proporzionando ovviamente i 2 punti a vittoria, e peggio dell'Ancona 2003-2004, che più o meno è sul livello di quel Brescia, che ancora ad oggi, numeri alla mano, è stata la peggior squadra nella storia della Serie A. Il Brescia negli anni successivi ha dato anche tante soddisfazioni ai suoi tifosi, anche all'Italia, che ha ammirato una bella squadra in grado di salvarsi per tanti anni consecutivi e anche di esprimere un buon calcio con Mazzone, con De Biasi. Quell'anno lì è stato veramente un anno da dimenticare. Voi invece non dimenticatevi di iscrivervi al canale, tanto è sempre gratis, qua sotto c'è il tasto iscriviti, seguiteci e noi ci vediamo alla prossima. Avanti tutta!